No all'obbligo dei pagamenti tracciabili per beneficiare delle detrazioni fiscali. A dare fuoco alle polveri contro la nuova norma che prevede l'uso della carta di credito o del bancomat, di un assegno o di un bonifico bancario postale per beneficiare di detrazioni nella dichiarazione dei redditi è il consigliere regionale di Veneti Uniti Massimiliano Barison, primo firmatario di una proposta di legge statale contro un provvedimento che afferma segna una piccola rivoluzione nel bilancio di molte famiglie. Tutte le spese mediche che vengono effettuate in centri medici privati non accreditati, il classico dentista piuttosto che l'oculista. Quando tu vai a pagare, se paghi in contanti non puoi usufruire della detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Significa che su 100 euro pagati in contanti per la visita oculistica tu perdi 19 euro. La quota che si paga per l'iscrizione a scuola anche con bollettino postale, se tu la paghi in contanti non la detrai. L'iscrizione in palestra dei figli piuttosto che le spese universitarie, anche queste sono detraibili solo se pagate con strumenti tracciabili, bancomat o carte di credito. La Regione ha la possibilità di approvare leggi che poi vengono poste all'esame del Parlamento, come si vuole fare in questo caso, dove nel mirino c'è un provvedimento che, presentato come strumento di lotta all'evasione fiscale, appare invece a chi si batte per la sua abrogazione come una sorta di nuova manovra economica per mettere mano nelle tasche dei cittadini che non avranno gli strumenti per adeguarsi. Noi crediamo che questa sia una cosa assurda perché abbiamo fasce della popolazione come anziani che non hanno questi strumenti e non sono neanche interessati ad usarli, per cui perderanno queste detrazioni del 19%. Lo Stato ha già quantificato a quanto ammonteranno. Praticamente ammonteranno il prossimo anno a quasi 1 miliardo di euro. Significa che ogni famiglia perderà con questo piccolo stratagemma circa 150-200 euro all'anno.